Donne senza un posto di lavoro, donne che subiscono violenza, le due piaghe di un 8 marzo che sempre di più assomiglia a una ricorrenza per non dimenticare, il bollettino di guerra. La crisi ha falcidiato le famiglie e tra i bersagli ci sono proprio le donne, quelle oltre 1500 donne che in provincia di Venezia hanno perso il lavoro nel 2012. Non solo Porto Marghera, i settori del dramma sono tanti. Il mondo del tessile, per esempio, tutta la zona della Riviera o di Cavarzere, quella era un'occupazione principalmente femminile, ma anche nello stesso pubblico appalti che vengono rinnovati ma con delle riduzioni dovute per legge, lì sono posti di lavoro che saltano. E poi il problema della maternità. Nell'ultimo anno 460 donne non sono riuscite a rientrare nel mondo del lavoro dopo aver fatto un figlio. Nascono sportelli e canali di aiuto per cercare nuove occupazioni, anche per aiutare le donne a realizzare un curriculum, ma la strada è lunghissima e i problemi non sono finiti, perché ci sono anche altre donne che chiedono aiuto. Sono le veneziane che chiamano il telefono donna contro la violenza, numeri in aumento rispetto al 2011, 107 squilli lo scorso anno da tutta la provincia, il 60% riguarda specificatamente casi di stalking o casi di maltrattamenti all'interno delle mura di casa, le botte che arrivano dai mariti e dai figli, spesso depressi o rabbiosi per la crisi. E la violenza intesa nel senso classico, per cui le percosse, sì, sono in crescita, perché noi rispetto all'anno scorso abbiamo avuto una leggera crescita rispetto all'anno scorso, però già l'anno scorso avevamo avuto una grande crescita, per cui insomma sì, c'è questo fenomeno esponenziale.